Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Siamo in compagnia quest'oggi del presidente della sezione metalmeccanici della Confindustria. Intanto buongiorno Luca Confalonieri, come va? Bene, grazie. Credo che questa sia una giornata importante, tutti uniti per quello che è la sicurezza sulle strade. Assolutamente, e vogliamo lanciare questo messaggio dove sottolineiamo quello che è l'importanza della sicurezza nell'utilizzo delle vetture, sicurezza che passa tramite una corretta manutenzione delle vetture e sia sicurezza in termini di anche ambiente, che è assolutamente un fattore importantissimo nella manutenzione della vettura. Le concessionarie auto del Sardegna, che sono appunto rappresentanti in questo caso della Confindustria, hanno deciso di mandare questo messaggio che tutti insieme vogliono sottolineare. È importante soprattutto perché le concessionarie hanno la qualità, la formazione e la certificazione di quelli che sono i lavori che vengono effettuati sulle vetture. Mi perdoni Presidente, ma cosa è cambiato ultimamente? Quanto sono cambiate le auto? Ma le auto sono cambiate moltissimo e la tecnologia oggi ha fatto passi da giganti negli ultimi anni, sia in termini di appunto sicurezza sia in termini di ecologia. Ovviamente a questo però deve essere considerato il fatto che le vetture hanno comunque bisogno di una assidua e quantomeno costante manutenzione fatta però in maniera certificata. Il mondo delle auto sta andando verso nuove tecnologie, sia come sappiamo dal punto di vista del risparmio energetico e anche dal punto di vista della sicurezza. Le concessionarie auto della Sardegna che rappresento sono molto attenti a questi fattori e ne fanno un po' il fiore all'occhiello della loro organizzazione. In occasione di questo convegno, di questa giornata, quante sono le concessionarie che hanno aderito comunque alla manifestazione? Ma praticamente tutte quelle del Sardegna. Potrei dire che tra appunto le due province che rappresentiamo sono una ventina di concessionarie. Si parla tanto, Presidente, di crisi, la crisi che sta andando via, la crisi che c'è, certo. Ma come hanno vissuto poi la crisi le concessionarie auto? Tutta l'isola, ma in Italia? Ma dunque il settore, come sapete, insomma, ha attraversato e attraversa tuttora un momento molto difficile. Le concessionarie sono una parte dell'ingranaggio del commercio dell'auto fondamentale. Tenete conto che noi rappresentiamo circa 400 dipendenti, 400 famiglie fanno parte della nostra organizzazione, solo dell'indotto diretto più l'indotto indiretto, che sono sicuro che rappresenta un'entità economica equiparabile a una piccola industria. Le concessionarie hanno vissuto questo momento di crisi in maniera molto determinata, nel senso che ognuno di loro ha cercato di dimensionarsi a quello che è il discorso della crisi, affrontando poi di volta in volta le situazioni che il commercio si presentava. Si parla molto di crisi dell'auto, ma soprattutto si parla molto delle industrie dell'automobile e di quanto ovviamente questo incida sull'economia di ogni paese. Delle concessionarie se ne parla un po' meno, benché siano, come dicevo, una parte fondamentale del commercio. Sono piccole e medie imprese che hanno mediamente 20 dipendenti e che spesso magari non godono neanche di quelle che sono le agevolazioni che il sistema invece si sostituisce, il sistema finanziario si sostituisce nelle grandi industrie. Ma lei non crede che forse ci sia un po' troppa dispersione anche a livello di imprenditoria nella nostra isola? Molti si inventano di fare le cose, forse troppe concessionarie, troppa gente che fa troppo. Secondo il suo pensiero, è una domanda. Ma io penso che insomma siamo in un paese libero e che ognuno possa decidere di iniziare un'attività come meglio crede, poi legata inizialmente a fattori secondo me di passione. Il mondo dell'automobile è uno di quei settori dove uno inizia spesso per passione. Poi bisogna fare i conti con la realtà e cercare di capire se effettivamente il mercato riesce ad assorbire tutte queste iniziative che nascono. Ma
come nel settore delle auto queste situazioni nascono in molti settori. Noi abbiamo, come dire, le concessionarie nella Sardegna, posso tranquillamente dire che sono realtà che esistono da diversi anni e che ovviamente non solo lo fanno per passione, ma lo fanno, diciamo, in maniera molto professionale, dove hanno un rapporto con le case dirette molto preciso e soprattutto regolamentato da dei sistemi certificati dalle case automobilistiche. Diamo un messaggio ai nostri telespettatori: più auto nuove, mi raccomando, anche perché le auto nuove sono più sicurezza sulla strada e il fine settimana, ma non solo, state più attenti quando girate in auto, no? Assolutamente, tra l'altro saremo promotori a breve di un'iniziativa che riguarda diciamo, l'utilizzo della vettura, stando soprattutto attenti però a quello che è anche l'utilizzo delle bibite alcoliche. Difatti saremo promotori di una diffusione di test, ovviamente test etilici da effettuare prima di mettersi in macchina. Guardi, noi abbiamo fatto una grande lotta per la sicurezza in auto, lo facciamo praticamente da quando abbiamo riaperto questa televisione che è Teleregione. Vi faccio i complimenti, un grande applauso a tutti quanti voi che state facendo tanto per rendere le strade anche più sicure, proponendovi con quelli che sono anche questi nuovi meccanismi e queste nuove auto. Grazie, la ringrazio. Arrivederci Presidente. Arrivederci. Grazie. Quello della sicurezza stradale è un problema addirittura affrontato a livello europeo. Le immagini che annualmente si verificano in Europa 40.000 decessi a causa di incidenti stradali. In Italia il numero è un numero assolutamente rilevante e dicevo che a livello europeo si affronta il problema nel senso che l'Unione Europea si è prefissata di ridurre entro il 2010 del 50% il numero dei decessi appunto a causa degli incidenti stradali. L'Italia è impegnata in questa direzione attraverso tutta una serie di iniziative che vanno da campagne di sensibilizzazione su un approccio corretto alla guida. Cosa significa approccio corretto alla guida? Significa rispettare quelle norme comportamentali che rendono sicura la guida sulle strade del territorio nazionale, e cioè in primo luogo osservare comportamenti di guida quali l'utilizzo dei sistemi di ritenuta, pensiamo alle cinture di sicurezza alla guida di autoveicoli o ad indossare il casco correttamente quando si conducono ciclomotori o motocicli. Pensiamo ancora alle condizioni psicofisiche dei conducenti, quindi alla guida senza aver assunto bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, condizioni psicofisiche di assoluto equilibrio, è chiaro che determinano riflessi ottimali e quindi la possibilità di evitare situazioni di rischio. Ma pensiamo ancora alla prudenza, quindi al rispetto dei limiti di velocità. Noi sappiamo che in base alle caratteristiche delle strade e alle condizioni di rischio l'ente proprietario della strada impone dei limiti di velocità. Ecco, i limiti di velocità esistono perché in quella strada è azzardato e rischioso guidare superando quelle limitazioni. Allora i controlli diventano fondamentali e noi siamo impegnati in questa direzione.